Eccoci nuovamente in diretta, edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata alle tematiche del femminicidio in occasione del via al processo nei confronti di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Prima di ricominciare il dibattito vorrei che vedessimo insieme l'intervista che ci hanno inviato poco fa i colleghi che appunto in Corte d'Assise a Venezia stanno seguendo il processo. È l'intervista al procuratore generale Bruno Cherchi. Sentiamo. Il processo deve svolgersi nelle aule giudiziarie e deve svolgersi con i diritti che anche l'imputato ha dalla nostra Costituzione ma dal Codice di procedura penale, quindi questo è il processo. La spettacolarizzazione di questi eventi, che certamente comprendo colpiscono l'opinione pubblica per la loro gravità, non è che, e si inseriscono in contesti più ampi che sicuramente devono essere valutati e accertati, però questo non deve snaturare i processi e i diritti che al processo sono connessi, perché esistono processi importanti, certamente come questo, si tratta comunque di una contestazione di omicidio premeditato, quindi particolarmente delicata e particolarmente grave, deve essere svolto nell'aula di giustizia e non altrove. Però il diritto di cronaca comunque ha un suo valore. Il diritto di cronaca non no? si discute, e non si discute neanche il fatto che si dia notizia del procedimento. Il diritto di cronaca non è però la spettacolarizzazione e fare il processo altrove. Come commenta la decisione di Filippo Turetta di non essere presente oggi in aula? Questo bisognerebbe chiedere a Turetta, perché naturalmente io non lo so. Certamente la pressione mediatica potrebbe anche avergli fatto pensare di non essere presente, ad esempio, però non so quali siano le motivazioni. Certo, se fosse questo sarebbe grave. Queste dunque le parole di Bruno Cherchi, capo della Procura di Venezia. Stavamo dicendo, avvocato Di Bartolo, della difficoltà anche per le donne di affrontare queste situazioni di maltrattamento. Voi appunto come centro antiviolenza ovviamente ne venite a conoscenza quotidianamente. Molto spesso ci sono anche, come dire, delle armi di ricatto che vengono utilizzate nei confronti delle donne. L'aspetto economico, i figli sono un'arma potentissima, no? Ma guardi, l'aspetto economico non serve neanche che facciano la minaccia, che venga espressa la minaccia diretta, perché la donna vive già in un momento di profonda frustrazione, perché spesso non è lui che gestisce il conto corrente, le dà quello che le serve per il quotidiano e poco altro. Invece l'arma più espressa in maniera molto, che sa che colpisce la donna, è: guarda che se mi vai a denunciare ti portano via i figli, tu i figli non li vedi più. E così sostanzialmente si vincono quelli che sono magari dei sussulti di coraggio di una donna vittima di violenza, che vive di vergogna e di paura, sostanzialmente questo. Ma la violenza economica è una violenza subdola e paralizzante spesso. Ecco, dottoressa Inio, lei prima ha dato dei suggerimenti anche molto importanti alle donne che ci stanno guardando qualora dovessero cogliere dei segnali particolari. Quando la donna trova finalmente, e speriamo sempre di più, la forza e il coraggio di chiedere aiuto, quindi di rivolgersi, come nel vostro caso, al centro antiviolenza, quali sono gli strumenti che voi avete per aiutarle? Allora, noi fondamentalmente al centro antiviolenza accogliamo la donna, già c'è un primo contatto telefonico e la prima cosa che si fa è la valutazione del rischio, che noi facciamo come quasi tutti i centri antiviolenza secondo protocollo SARA.
Se la valutazione del rischio è alta e la donna è in pericolo, viene attivata la pronta accoglienza del Comune di Treviso o altre forme di casa rifugio per un allontanamento. Vengono contattate le forze dell'ordine, perché ricordiamo che a Treviso il lavoro è in rete, c'è un coordinamento appunto tramite il Comune di Treviso con tutte le associazioni, ordine dei medici, servizi sociali, e quindi tra noi il pronto soccorso fondamentale, siamo in rete, ci conosciamo, lavoriamo insieme, ci telefoniamo, e quindi se arriva una donna anche al pronto soccorso o arriva da noi e le consigliamo di andare al pronto soccorso, abbiamo i nostri numeri, ci telefoniamo. La rete è fondamentale, perché il fenomeno della violenza è un fenomeno che appartiene a tutta la società. Quindi al centro la donna può fornire, se la valutazione del rischio non è alta o è media, può avere innanzitutto un colloquio di prima accoglienza nella quale viene raccolta la storia del lavoro, la donna è al centro e l'accoglienza, il rapporto con un'altra donna che l'accoglie, è un rapporto empatico, non giudicante. Questo è fondamentale, oltre che gratuito, perché ovviamente tutti i servizi per la donna sono gratuiti. Esiste la massima riservatezza, quindi la donna sa, noi non abbiamo l'obbligo di segnalazione, quindi la donna decide questo percorso che può fare tramite consulenze psicologiche, consulenze legali, consulenze con le commercialiste, gruppi di automutuo aiuto, di sostegno, affinché lavori attraverso un percorso che la accompagna, è un percorso di consapevolezza. Quello che manca spesso alla donna è la consapevolezza che le violenze che sta subendo si configurano come reato, che l'amore non ammette violenza e che ma è un percorso anche lento. Quello che ci preoccupa sono i figli, l'altra rovescio della medaglia. I figli che assistono alle violenze e all'alta conflittualità della coppia genitoriale ovviamente sono bambini chiamati vittime di violenza assistita, diretta o indiretta, che a breve, medio e lungo termine può procurare delle conseguenze importanti che possono arrivare alla psicopatologia. Quindi il lavoro che noi facciamo è quello in cui crediamo, è quello di prevenzione nelle scuole, perché come si diceva anche prima c'è un cambiamento culturale in atto. Le ragazze oggi sono indipendenti, non vedono più il loro futuro unicamente come mamme, madri e mogli, ma puntano all'autorealizzazione, sono più brave, hanno la patente, escono da sole con le amiche. Vediamo insomma che i posti e i test d'ingresso, ad esempio, di certe facoltà come medicina, c'è una prevalenza femminile. Ci sono molte più ragazze, certo, rispetto ai maschi. I maschi nelle scuole, noi abbiamo fatto, insomma, ormai sono 25 anni che si va nelle scuole, ma quest'anno anche 24 interventi nelle scuole con dei percorsi educativi proposti anche dalla Regione Veneto, in cui lavoriamo sulla gestione non violenta del conflitto, affinché si possa imparare una modalità non passiva, non aggressiva, ma assertiva, quindi imparare ad ascoltare i propri bisogni e dare loro riconoscimento. Percorsi affettivi, quindi sull'educazione affettiva, emotiva, l'alfabetizzazione emotiva, informazioni legali, per cui è importante che i ragazzi sappiano, e qui l'avvocato è fondamentale, che certi atteggiamenti si configurano come reato. Quindi ecco perché tra l'altro magari ne parliamo con l'avvocato, c'è anche tutto quel panorama dei social, delle foto, delle immagini che anni fa non c'era e che ora sta diventando davvero, no, È incontrollabile, perché i ragazzi buttano tutto lì e non si rendono nemmeno conto di cosa può significare. Di cosa può significare, del danno a lungo termine che fanno, e delle conseguenze che possono esserci dal punto di vista penale, perché, e dal punto di vista anche dei risarcimenti del danno, perché quello che diventa importante a fianco ai percorsi di sensibilizzazione e di educazione deve esserci anche un passaggio che riguarda la responsabilizzazione dal punto di vista giuridico, per cui i ragazzi gli uomini, i giovani uomini, le giovani donne devono cominciare a imparare, dovrebbero quantomeno, che
ogni comportamento ha delle responsabilità, quindi se utilizzare, diffondere immagini intime della propria compagna, della propria fidanzatina o del proprio fidanzatino e costituisce reato e che ha anche delle conseguenze, al di là di quelle che possono essere le conseguenze immediate delle reazioni, del dolore che tu dai alla persona che è protagonista di quelle immagini, ma hai conseguenze penali importanti. E dopodiché quando partono e sono su internet è finita, perché hanno una propagazione illimitata. E è impressionante come non vi è riflessione su questo, c'è poca riflessione. Ecco, tra l'altro anche il sistema giudiziario si è adeguato a questi cambiamenti, ci sono delle nuove fattispecie di reato, appunto il revenge porn, c'è un codice rosso, magari ne vogliamo anche parlare, che ha in qualche maniera modificato, no? Il codice rosso ha previsto tutta una serie di aggravanti per cioè anche lo stalking attuato tramite, cioè, sono state previste come punibili condotte che integrano il reato di stalking anche a livello, diciamo così, telematico. Sì, sono state attivate tutta una serie di aggravanti che permettono di aumentare le pene nel caso in cui si utilizzino i social o i media in maniera allora, ad esempio, c'è il famoso caso della ragazza, della cantore, quella ragazza che qualche anno fa si tolse la vita a causa della pubblicazione da parte di qualcuno di video che riguardavano la sua intimità. Siamo arrivati ad avere finalmente delle fattispecie di reato che possono punire i responsabili dell'utilizzo e dell'attuazione di queste condotte. Dopodiché le cose rimangono su internet, quindi si arriva sempre un momento dopo. Vediamo di cominciare a capire cosa mettere e non mettere. Ma questo è un lavoro che si prova a fare. Io so che la Polizia Postale è bravissima in questo ambito e va tanto nelle scuole per spiegare ai ragazzi il pericolo del social. Dopodiché si fa quel che si può, bisogna continuare a parlarne. Il codice rosso ha introdotto una serie di aggravanti per tutti questi reati, ha realizzato una sorta di corsia preferenziale per i reati di violenza di genere, permettendo che vengano trattati con priorità rispetto ad altre fattispecie di reato. Non basta, perché noi ci rendiamo conto che le leggi ci sono, ci vogliono più risorse, detta proprio chiara, ci vuole più risorse sia per le forze dell'ordine per poter agire in maniera puntuale che per... sempre un problema di risorse, perché anche la questione del braccialetto elettronico, il braccialetto elettronico è un'ottima arma spuntata. Infatti più volte abbiamo detto sono troppo pochi questi braccialetti elettronici, ci sono stati dei casi anche proprio qui in provincia di Treviso laddove nonostante l'uomo fosse stato, avrebbe dovuto... L'altro giorno c'era nel mio studio un signore, dal mio collega, un signore che aveva il braccialetto elettronico, era davanti all'avvocato, la donna era in un'altra provincia e le continuava a suonare il braccialetto elettronico. Per carità, è tutto perfettibile, però comunque il braccialetto elettronico serve, ma ricordiamoci che nel momento in cui suona la donna è già in pericolo.
Quindi sì, è faticoso trovare anche nel braccialetto, non è la risoluzione di tutti dei problemi. La risoluzione dei problemi è molto più profonda, è una soluzione che parte dall'educazione, dalla sensibilizzazione. Il codice penale arriva dopo. Purtroppo, per fortuna è arrivato, però insomma il lavoro da fare è molto. Allora mi segnalano dalla redazione che è arrivata proprio ora l'intervista realizzata dai colleghi che stanno appunto seguendo a Venezia il processo, l'intervista alla nonna di Giulia Cecchettin. Sentiamola insieme. Io penso che dovrebbe metterci la faccia almeno, però questo lo penso io. Per il resto poi ognuno agisce come vuole. Voi familiari come vi siete avvicinati a questo momento difficile e doloroso? Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto. È quasi un anno che è successo, 8 mesi circa, no? Per noi è 8 mesi di atroce dolore, ce l'abbiamo là. Ecco. La nostra sofferenza la mascheriamo magari perché bisogna vivere, ma per il resto insomma, cioè come. Qual è la giustizia che vi aspettate da questo processo? Non lo so, penso come quella, tutti voi la pensiamo come voi. Non occorre che io dica cosa perché non saprei, per me è la prima volta che vengo in un'aula di giustizia, per cui scusate. Giulia a suo malgrado è diventata un simbolo nazionale e anche oltre. Sì, è vero, me lo chiedo anch'io perché con Giulia è successa tutta sta roba. Non lo so. C'era qualcosa di speciale in lei probabilmente? Ma era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri e questo è bene, no? Questo è bene, però il bene molte volte non paga, questo è vero. Un messaggio a Filippo Turetta, se potesse dirgli qualcosa, nonna Carla, cosa gli direbbe? Non me la sento. Penso se ha un po' di coscienza parlerà alla sua coscienza. Grazie. Grazie. Scusami, non è intenzionale. No, solo nel momento che la cercavamo sono venuti per quell'appello, allora si pensava che l'avesse portata in qualche parte, quell'appello insieme, comunitario insieme a mio figlio, e li ho visti per 2 ore. Non voglio fare commenti, scusate. Elena sta preparando la tesi in microbiologia. Davide Davide è a scuola, forse non si è sentito bene, è andato a scuola. Gino ha detto è difficile, sarà difficile rivivere tutto, non ho intenzione di essere alle altre udienze. Non lo so. Troppo dolore. Per lui sì, ho cercato anche di essere tanto vicino, perché io e lui ci assomigliamo un pochino e abbiamo un po' lo stesso carattere e voglio dare anche la forza, quella che ho io, quel po' di forza che ho io, di avere anche a lui, perché poverino veramente è stato macinato da questa vita, scusate dell'epiteto che non è quello giusto, ma è stato veramente trattato male dalla vita, ecco. E posso capirlo, non so cosa succederà perché non posso. Voi avete voglia di giustizia, proprio avete voglia di giustizia, questa fame di giustizia? Beh, è giusto che ci sia la giustizia, penso che sia un pensiero comune. Poi Cioè non c'è, perché comunque immagino il dolore, no? Essere in aula.
Non lo so, non posso pensare per gli altri, io penso per me. Signora, secondo lei quale sarebbe la sentenza giusta? C'è una sentenza giusta? Che cosa vi aspettate dalla sentenza? Quale sarebbe la pena? No, non mi chieda questo, io non sono un giudice e non intendo giudicare nessuno. Signora, diceva prima di Filippo Turetta che secondo lei avrebbe dovuto metterci la faccia. Riesce un po' a spiegarci la motivazione a questo pensiero? Sarebbe stato giusto che fosse la sua presenza. Secondo me, se io fossi Turetta sarei stata presente, nonostante tutto, però ognuno la pensa a modo suo. A parte questo, quello che penso io, poi... Ci dà un ricordo di Giulia? La sua gioia. Giulia era molto gioiosa, era sempre allegra. Ricordatela così, come la ricordiamo. C'era questo periodo di attesa prima del processo. Noi ce l'abbiamo dentro e viviamo con il pensiero della nostra bambina. Poi si deve tirare avanti, bisogna vivere e vivere anche per chi resta. Basta ragazzi. Ecco, allora queste le parole della nonna di Giulia Cecchettin, questa famiglia insomma che ha affrontato un dolore immenso e tutto quanto accaduto davvero con una dignità e con una forza d'animo che hanno contribuito anche a creare questo movimento di consapevolezza, no? da parte delle donne che si sta, credo, vedendo un po' anche nell'attività vostra, no? del centro antiviolenza, proprio in brevissimo perché devo chiudere, avvocato Di Bartolo. Noi 30 secondi poi. Abbiamo avuto sicuramente dopo, nel periodo appena dopo la morte di Giulia Cecchettin, un picco di richieste. Onestamente noi vediamo che i numeri più o meno sono sempre quelli di contatti e che riceviamo di donne. Adesso fino dal 30 di giugno abbiamo avuto 174 contatti di donne e ne abbiamo prese in carico nuove 83. Attualmente ne abbiamo 142 in carico. Più o meno siamo sui numeri dell'anno scorso e dell'anno precedente. Quindi dopo il picco la situazione si è stabilizzata. Sì. Allora io vi ringrazio intanto per essere state con noi, grazie mille all'avvocato Maria Stella Di Bartolo e alla dottoressa Monica Inio per essere stati con noi. Si chiude qui questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali, ma noi ripartiamo tra poco con la prima edizione dei nostri TG. Grazie per l'attenzione, buona giornata.